Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati su Elite Dangerous Horizon Beyond, eccetera eccetera eccetera. Finalmente siamo di nuovo sul pezzo. Sul pezzo cosa vuol dire? Allo status attuale siamo ritornati, mi sono fatto tutto il viaggio di ritorno da Sinuefe, tanti cazzi distante Guardian Site, per arrivare dove? Fondamentalmente arrivare al primo spazioporto disponibile per i tech broker. Nel mio piccolo mi ero segnato un tech broker dove aveva praticamente di tutto, nel sistema di Dishi, più precisamente parliamo di Snodgrass Orbital, e quindi questa è la mia attuale destinazione. Nel frattempo diamo il benvenuto a Professor Gaming, uno dei nostri più grossi supporter del canale, che ci segue sempre. Ciao Professor, benvenuto. Sì, eccoci qua, esattamente. E torniamo a noi, niente, dicevo adesso la mia destinazione è Snodgrass Orbital, però come potete vedere iniziamo già malissimo. Perché? Perché è il momento in cui il power play kicks in, quindi entra in funzione tutto il discorso delle meccaniche di questa cosa bellissima. Noi sì, vi ricordo, siamo al pledge con Aisling Duval, per motivi ovviamente ovvi, cioè voglio i Prismatic Shield, e invece Snodgrass Orbital fa parte di un suo nemico, come potevamo vedere anche prima dalla Galaxy Map, quindi Edward Mahon, nemicissimo di Aisling Duval. Siamo in un sistema ostile e quindi evviva, quindi il tech broker che avevo selezionato in precedenza si sta rivelando un po' ostico. Il viaggio che abbiamo fatto era di rientro da Sinuefe fino qui, ve l'ho risparmiato dallo stream perché ormai lo sappiamo un po' tutti. Quindi missione di oggi, pronti per partire, riguarda appunto l'attracco a Snodgrass Orbital per lo sblocco delle cose del tech broker, e sperando sempre che il mio status di ostile all'interno di questo sistema non mi crei problemi. Quindi un grandissimo tiro di moneta, visto che comunque su questi stream sto anche testando un po' il discorso del power play, speriamo bene, dai, insomma, siamo ostilissimi e cattivissimi, nemicissimi di questo sistema. E benvenuto Alex, grazie anche a te. E sì, come dico sempre, faccio del mio meglio. Comunque dicevo, siamo nemicissimi di questo sistema, quindi vediamo anche questa piccola parte del power play, che piccola tanto non è, perché in quanto ostili e nemici della fazione, e vediamo se riusciamo ad attraccare anche su uno spazioporto ostile. Non dovrebbero esserci grossi problemi, ma l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è non sparare a chi ci sta sparando, perché mi ero informato leggermente sulla cosa. E cosa succede? In teoria, se sparo a qualcuno che cerca di farmi la pelle in un sistema ostile, divento automaticamente wanted. Lo spazioporto non sarà molto contento di questa cosa e cercherà a sua volta di farmi la pelle. Sappiamo tutti che le armi di uno spazioporto sono molto potenti, con un paio di colpi riuscirà a tirarmi giù. Però altra cosa che vediamo anche in questo momento è che il System Authority è comunque in verde, perché io ero friendly di questo sistema per precedenti missioni e precedenti cose fatte con i tech broker all'interno di questo sistema. Quindi il power play riguarda fondamentalmente le fazioni che sono all'interno delle navi, delle fazioni che svolazzano all'interno del sistema. Potrei diventare bersaglio di qualche nemico, assolutamente, non ne vedo nessuno in rosso sul radar, quindi per il momento dovrei stare abbastanza tranquillo. Cos'altro dire? Niente, intanto andiamo a vedere se riusciamo appunto ad attraccare a Snodgrass Orbital. Perché fondamentalmente mi servono delle commodities, degli elementi aggiuntivi per completare la mia missione di recupero materiali dai Guardian e sbloccare quindi finalmente l'FSD boost. Quindi questo è quanto. 1.000.000 di metri, ecco qui, possiamo eseguire il drop e andiamo pian pianino e con la dovuta calma verso lo Snodgrass Orbital, a vedere se riusciamo ad attraccare. Lo spazioporto lo vedo ancora in verde, do i motori a tutta manella e vediamo di avvicinarci appunto
diretto allo spazioporto. Nel frattempo inviamo la richiesta di docking. Non so se la cosa funziona come per oh signore, quando vi fanno gli scan che avete merci illegali, eccoli, per il contrabbando. Ecco, qui finalmente sono riuscito a trovare la parola, e quindi adesso andremo a vedere. Speriamo che non mi scansionino la nave, quindi evitiamo una possibile fonte di noie. Per il momento ci hanno dato la possibilità di attraccare anche se siamo ostili, quindi per il momento non noto nulla di estremamente problematico. Pad 26 dove dobbiamo attraccare, e quindi andiamo a vedere un attimo un po' il nostro amicissimo tech broker di quartiere, come giusto per citare un altro youtuber abbastanza famoso che mi piace seguire online, perché è uno youtuber molto bravo, dice le cose come stanno e mi piace molto. Comunque entriamo nell'hangar e andiamo a vedere tutto il resto. Salutiamo nel frattempo anche Andrea Breci che ci raggiunge in canale. Ciao e benvenuto. Sì, Elite fa proprio questo effetto, lo lasciate lì un pochettino perché dite non basta, mi sono annoiato un po', poi rivedete che è qualcosina da fare e sale sulla scimmia, come si dice in gergo proprio tecnico e di gioco. Quando risale sulla scimmia una partitella bisogna farla, anche perché attenzione che a breve inizieranno le beta per l'ultimo capitolo finale dell'espansione Beyond, quindi mi sono informato un attimino questa volta, quindi parto un peletto preparato e dopo ne parleremo un attimino. Al momento invece andiamo subito negli Starport Services e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare effettivamente in questo momento. Intanto diamo un piccolo refuel, andiamo a vedere se la nave è messa abbastanza bene. No, è messa maluccio, quindi andiamo a recuperare l'integrity della nave. Ricordatevi sempre di tenere questo parametro il più alto possibile, perché voi potete anche recuperare lo scafo, ma se non recuperate l'integrità della nave sono dolori se vi colpiscono lo scafo, perché rischiate di avere la nave che è un foglio di carta tenuto insieme da un bullone arrugginito e anche mezzo spannato. Quindi ricordatevi sempre di sistemare l'integrità della nave. Arriveranno un sacco di omini spaziali che andranno a sistemare tutti i bulloni, risaldare tutto il telaio della nave, quindi a ridarle un po' di solidità in più. Comunque, bando alle ciance. Detto questo, andiamo subito tra i contacts, e tra i contacts cosa vediamo? Allora, possiamo avevamo anche degli Intel package, quindi andiamo a prenderci 3000 cucuzze, confermiamo, perfetto. E altre cose che dobbiamo fare sinceramente non ne ho qui. L'unica cosa invece più importante e principale per cui siamo qui è il Technology Broker. Come vedete, il Tech Broker di Snodgrass Orbital nel sistema di Dishi ha praticamente quasi tutto, per non dire praticamente tutto, e in relazione ovviamente agli item dei Guardian. Ho cercato un po' in giro, ho trovato questo sistema e direi che è molto buono. Come vedete posso già sbloccare alcune armi con l'unica blueprint weapon che ho raggranellato. Speravo di riuscire a recuperarne un po' di più, non ho fatto tempo a fare nessuna ulteriore missione alle Guardian Ruins e alle Guardian Machine, quindi così, insomma, eccolo qua. Nel frattempo, sì, anche Krogan, benvenuto in canale. Giusto per aggiornarti, stiamo cercando di sbloccare l'FSD boost negli elementi dei Guardian, quindi nei Guardian Module. Abbiamo, come vedete, praticamente tutto. Il Guardian Blueprint Segment ce l'abbiamo, le Guardian Power Cell ce l'abbiamo, le Guardian Technology Component le abbiamo, i 24 Focus Crystal li abbiamo. L'unica cosa che ci mancano sono 8 HN Shock Mount, e quindi questo è l'unico limite attuale allo sblocco del Guardian. Me lo sono lasciato da parte, potevo già andare a recuperarli prima di arrivare qua, ma era giusto per dovere di cronaca e per farvi vedere anche un'altra cosa, perché guardavo un po' di espansioni, un po' di cose nuove che faranno all'interno della prossima espansione, e ancora tuttora non vedo che cosa. Una cosa assolutamente fondamentale per il gioco che andiamo a vedere fuori dal gioco, e quindi praticamente
faranno un sacco di cose, tranne, secondo me, le cose fondamentali, ma magari lo vedremo anche un po' nei prossimi capitoli. Nel frattempo fate i complimenti al Professor Gaming, che si è dedicato alle missioni di Ramtha, che sono abbastanza toste da fare, però sono belle e divertenti, potete fare un po' di esplorazione, recuperare un po' di cose e anche guadagnarvi un sacco di cucuzze, come confermato dal professore, che si è appena portato a casa 111 milioni di crediti in gioco, e fidatevi, non sono pochi allo status attuale del gioco. Richiederà un po' di tempo, però dai, Elite è anche questo, andare ad esplorare, fare le missioni relative all'ore del gioco. Comunque, andiamo subito a vedere perché. Perché gli HN Shock Mount, se non mi ricordo male, i Focus Crystal li recuperiamo, quindi se andiamo un attimo nell'inventario della nave, andiamo a vedere nei materiali, quindi sono cose che si recuperano in giro per il gioco. Come vedete, Focus Crystal ne abbiamo ben 60, quindi siamo belli coperti. E le HN Shock Mount invece sono considerate delle commodities, quindi vanno comprate o ottenute con missioni. Quindi a questo punto sta a noi scegliere se andare nel mission board o nel passenger lounge per vedere se c'è qualcosa da comprare, qualche missione, scusate, che ci dà queste commodities. Se no, l'unica altra alternativa è andare a comprarle nello spazioporto più vicino. Quindi qui possiamo andare a vedere un attimo se ci danno qualcosa. Come vedete, Refined Focus Crystal, qua non ci danno niente. Divergent Scandata, semiconduttori, Anomalous FSD Telemetry. Praticamente qui sarà un po' dura, vediamo. Security Firmed, Refined Focus Crystal, Polymers, Mechanical Scrap. Vedi, ovviamente io vado a fare le missioni per ottenere scarti di metallo, no? Scarti meccanici, giusto, no? Grazie gioco, per carità servono, però vabbè. 37 semiconduttori per un 250.000, insomma dai, anche questa non è male. Questo sistema deve essere in stato famine, quindi addirittura ecco qui. Sarebbe bello se negli state famine avessero potenziato un po' le cose per i trader che portano merci per gli status di famine, quindi come succedeva una volta, ma nella realtà questo, che le merci nei paesi di guerra eccetera eccetera avevano quello che si definiva il prezzo di guerra. Il prezzo di guerra era tipo 10 volte il prezzo normale, proprio perché era un bene essenziale, e altre tante poi motivazioni non stiamo qui ad entrare in merito. Comunque solo un giorno, grazie Professor Gaming, quindi sei riuscito a finire proprio in velocità quella missione. Comunque, quindi un giorno per 111 milioni di crediti direi che non è male. È ripetibile quella missione? Sinceramente non mi sono informato, quindi Herr Professor, se ci puoi dare un feedback a riguardo sarebbe ben apprezzato. Comunque, tornando a noi, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quello che dicevo, una cosa che non trovo in gioco, però dovrebbe esserci, e non ci sarà né la faranno, nonostante anni e anni che la gente richiede queste funzionalità all'interno del gioco. E dove andiamo a trovarla? Ovviamente online e sui siti dedicati. Quindi, come vedete adesso da sovraimpressione, da grafiche, ci spostiamo su un sito estremamente famoso di Elite, che è proprio EDDB. Un attimo che voi lo vedete già, io mi ci devo spostare un attimo in questo momento. Oh signore, scusate, ho sbagliato pagina, eccolo qui. Clic, 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 ed eccoci qua. Quindi io a questo punto devo andare a trovare dove comprare queste cose. Pensate voi che questi dati li riesco a ottenere su un sito online e non all'interno del gioco. Questa è una cosa che sinceramente a me mi lascia abbastanza frustrato. Non so voi, però io reputo che queste funzionalità qui dovrebbero essere ed esistere assolutamente all'interno del gioco. Comunque andiamo a inserire il sistema dove siamo noi in questo momento. Andiamo a cercare che cosa? Andiamo a cercare Power Effect. No, scusate, ho sbagliato pagina. No, ero sulla pagina giusta, e dai. Allora, siamo a Dishi e stiamo cercando gli HN Shock Mount. Dov'era? Search for a system, select state, singular, present type, primary economy, state, power, cellular filter, needs permit,
Ah, benvenuto anche al capitano End nel frattempo. Forse sto sbagliando interfaccia. Infatti. Eccolo qui. L'interfaccia, scusate, ho sbagliato prima, è l'interfaccia Station, non System, perché nell'interfaccia Station abbiamo Station Cell Ship, Station Cell Module, quindi Cell Module e Cell Commodities. Eccolo qua, finalmente. Quindi HN Shock Mount, perfetto. Rimettiamo la commodity che cerchiamo a partire dal sistema di Discia Snodgrass Orbital. A questo punto facciamo un Find Station e come vedete possiamo trovare subito la Smith Station a 505 LS a una distanza di 7,99 light years nel sistema BPM 87242, quindi perché io questi dati non posso averli nello spazioporto dove sono attraccato. Capisco che magari non potete mettere gli dati di tutti gli spazioporti galattici per ovvi motivi di gioco, ma almeno degli spazioporti limitrofi una ricerca del genere dovrebbe essere possibile farla direttamente all'interno del gioco. Quindi Frontier, se mi state ascoltando, sappiate che questo è un po' il mio pensiero. Comunque, torniamo a noi, quindi torniamo velocemente in gioco. Abbiamo detto Smith Station a BPM 87242. Quindi ottimo, torniamo nell'interfaccia di gioco. Allora, a questo punto altro da fare non ci resta. Eccoci qua, finalmente mi è passato anche di qua. Non ci resta da fare che andare nella Galaxy Map, cercare il sistema, abbiamo detto BPM. Ok, come dicevamo prima, Powerplay kicks in. A questo punto a questo punto niente, Helmut Alzheimer kicks in. Mi sono già dimenticato il nome del sistema. Avevamo detto BPM 87242. Perfetto, allora un attimo che rientro e lo digito. BPM 87242. Ed eccolo qua, che ce l'abbiamo qui vicino. Allora andiamo nella sua system map, nella Galaxy Map la stiamo guardando prima. L'unico starport a disposizione è la Smith Station e altro non ci resta da fare che a questo punto lanciarci dal Snodgrass Orbital in direzione dello spazioporto successivo. Ricordo che siamo ostili all'interno di questo sistema, quindi oggi come oggi la velocità sarà la nostra migliore amica. Bene, quindi la missione adesso l'avete vista, andare lì, comprare queste shock mount. Non mi ricordo già più quante devo comprarne, se mi potete. Mamma mia, piano, momenti cozzavo con questo Type 9 e vabbè, c'è un po' di traffico in uscita dallo spazioporto. Questo Nicolas Lebra vabbè, è un nome che è tutto un programma. Ok, deselezioniamolo. Abbiamo il jump direttamente dietro lo starport. Vabbè, non importa. Andiamo. Ok, vediamo di deselezionare il Nicolas Lebra. E sì, vabbè, dai, distanziamoci dallo spazioporto. Ok, allora, mentre ci avviciniamo a fare questa nostra missione, volevo fare due parole in relazione al prossimo update di Elite. Prossimo update di Elite, prossimo update di Beyond. Sono andato a informarmi un attimo, ho finalmente visto anche un po' il trailer che hanno presentato, che era abbastanza carino, e sono andato a vedere anche un po' un podcast di un live stream che hanno fatto proprio i nostri cicciopanzi amici della Frontier, e sono rimasto abbastanza interdetto. Perché? Allora, tante belle cose nuove in arrivo e niente da dire, però mi lascia un po' l'amaro in bocca questa cosa. Perché fondamentalmente il punto d'arrivo è sempre lo stesso, quindi interdizione, sì, perché ho delle roba Guardian ancora sul groppone, non me ne sono liberato e adesso sono sia ostile che con un po' di carico, e quindi la gente qui deve venire a
a cercare di farci la pelle. Però quello che loro non sanno è che io ho un ASP col Dirty Drive che ha una manovrabilità che se la sognano sti NPC maledetti, e quindi l'unico modo che hanno per riuscire a farmi un'interdizione corretta è citare, quindi barare brutalmente come ogni tanto Elite fa, e quindi fateci attenzione. Mi è capitato di vedere qualche cosa strana gestita dal BGS, dal background simulation, tipo ero a una cosa tipo 1 milione di light second di distanza dall'entry point a velocità smodata, proprio come la chiamava il nostro amico Lord Casco, e fuori dal nulla mi è partita un'interdizione da una nave che non esisteva all'interno del gioco, quindi è veramente stato un momento un po' particolare. Comunque, tornando a noi sulla prossima espansione, ho visto anche tutta la nuova parte di esplorazione, scansione planetaria e tutto il resto, quindi sappiate che dovrete fare più cose per ottenere gli stessi risultati che ottenete adesso, quindi cose che sono secondo me un po' visualmente carine, ma che sinceramente non aggiungono nulla di interessante al gioco. Mi aspettavo delle scansioni un po' fatte meglio, quindi magari tipo delle zone, qui trovate questo elemento, lì c'è più probabilità di trovare un altro elemento, eccetera eccetera. Alla fine lancerete delle sonde sul pianeta che volete scansionare, per cui il Surface Scanner funzionerà in modo diverso, dovete lanciare 4-5 sonde per scansionare tutta la superficie del pianeta, quindi tutto ciò, scusate un attimo la velocità di esposizione, dicevo, tutto ciò si traduce in un ulteriore dispendio in termini di tempo per ottenere le informazioni che volete ottenere, senza nulla aggiungere a effettivamente le cose belle giocabili del gioco. Quindi un aumento secondo me dei tempi morti, ok, dei tempi di recupero informazioni che sono solo recupero informazioni per capire se devo andare lì o piuttosto da un'altra parte, ma d'altro canto nessun aumento, perché parlo di mining planetario in questo caso, dicevo, nessun aumento di cose divertenti da fare all'interno del gioco, almeno secondo la mia personale e umile opinione. Poi ovviamente siamo qui a discuterne, se avete idee differenti, avete visto qualcos'altro, se magari sono stato anch'io un po', diciamo, ho preso un abbaglio, ditemelo pure, saranno delle cose che andremo volentieri a testare. Appena apriranno la beta vediamo se riesco ad entrare, se mi sarà possibile fare degli stream per la beta della nuova espansione di Beyond. Comunque, chiacchiera che ti chiacchiera, alla fine siamo arrivati finalmente alla Smith Station ed eccola qui, stazione normalissima come tante altre. Adesso solite operazioni di docking, evito di fare manovre estreme, quindi un unico tocco di post bruciatori per prendere un po' di velocità e di avvicinamento. Per il resto manovre un po' non troppo secche e abbastanza tranquille fin dove possibile, quindi gran frenata proprio in ingresso. Eccoci qua, procediamo al pad 11, beh dai, una manovrina carina, estraiamo il carrello e andiamo all'attracco, quindi eccolo qua. Infatti, come diceva Krogan, è la stessa cosa che pensavo anch'io, che dovrebbe essere più comodo per la ricerca dei minerali a livello di mining planetario, ma da quello che ho visto è solo un'operazione più complessa per quanto riguarda la scansione della superficie planetaria. Quindi boh, non lo so. Grande professor, sì. Allora, complimentoni, yeah, assolutamente. Riuscire a giocare, seguire le live e vincere pure i giochi, complimenti. Io faccio già fatica a fare una cosa alla volta, non so come tu possa fare una cosa del genere, quindi grandioso, bravissimo. Ecco qua. E per rispondere, per concludere il discorso appunto con Krogan, sì, il discorso mio era proprio quello. Mi aspettavo che avessero aumentato un po' questa cosa, però non voglio fare ulteriori discussioni a riguardo. Perché? Perché sono solo delle piccole anticipazioni, delle piccole cose che ho visto. Grandi invece molto belle modifiche all'HUD, al display, alla resa dei colori, molto più brillanti, molto più luminosi, con un nuovo sistema di illuminazione del gioco, quindi evviva finalmente, quindi lì ci piace questa cosa. Comunque, a questo punto ci servono 8 HN Shock Mount, come dicevamo in precedenza, e andiamo a cercarli. Eccole qua. Questo starport ne ha un supply di 34.000, quindi direi che possiamo prendere le nostre 8 Shock Mount
tranquillamente. Ma prendiamone anche un po' di più, prendiamone una cinquantina giusto per essere sicuri, si sa mai che magari le rivendo a qualche soldino in più. Dove devo andare, quindi arriviamo a cargo full, sì è vero, non ho il Python con il cargo super mega galattico. 48 di cargo le abbiamo occupate, come vedete un Ancient Key e un Ancient Relic. Vediamo qui quanto ce le dovessero pagare, quanto ce le pagano. Lo sblocco un attimo la rotella del mouse, vediamole qua, eccole qua, le Ancient Key ce le pagano 12.000, mentre l'Ancient Relic 11.000, quindi può essere una buona cosa anche quello. Ok, altro da fare non ne abbiamo, l'unica cosa che dobbiamo fare è tornare a Dishi e andare a consegnare, a sbloccare l'FSD Boost. Quindi Lock Destination a Dishi. Mamma mia, uno scioglilingua. Ci lanciamo e andiamo in direzione del rientro. E mentre torniamo indietro, Professor Gaming sollevi un gran bell'argomento: l'atterraggio planetario sui pianeti con atmosfera. Ovviamente la possibilità di atterrare sulla Terra, eccetera eccetera, penso sarà una feature che vedremo il giorno del mai, perché posso comprendere anche i ragazzi di Frontier, deve essere molto complesso riuscire a gestire una generazione procedurale di un mondo con tanto di atmosfera, montagne, biomi, foreste e altre cose. Ci sono molti altri sviluppatori che si stanno cimentando su questa cosa. Ricordiamo per esempio un altro gioco, questo gioco indie che è Empyrean Galactic Survival, gioco che trovate anche su qualche video che avevo trattato in precedenza all'interno del canale. Ho smesso di giocarci per problemi di rete. Perché? Perché gli sviluppatori non hanno mai sistemato il problema di connessione ai server. Io volevo giocarci online, però non ci riesco assolutamente. Non so se dipende dalla mia connettività di base, però effettivamente adesso che ci penso potrei fare una prova con la connettività 4G e quindi vedere se il problema è del mio provider di connessione fissa o meno. Comunque, dicevo, Empyrean Galactic Survival è un altro gioco in cui si sono cimentati nella creazione di biomi, eccetera eccetera. Il famosissimo No Man's Sky, Planet Explorer, Dwarf, quello The Space Dwarf, come cavolo si chiama, ne hanno fatti, ragazzi, davvero una marea di giochi con questa cosa. Ovviamente sono giochi il cui core è proprio questo, quindi avere centinaia di pianeti generati proceduralmente all'interno del quale potete attraccare, via discorrendo. Mediamente però considerate che sono pianeti alieni, sono pianeti che non hanno nessun riferimento con la realtà. Generare anche un pianeta Terra con tutte le città, con tutto quello generato sopra, penso che sarebbe una cosa estremamente difficile. L'unica cosa che secondo me potrebbero fare di carino è fare arrivare i Targoid sul pianeta Terra, farlo esplodere per aria e quindi renderlo una landa desolata, un sasso morto, all'interno del quale poi poter magari attraccare, accedere e trovare qualche città devastata e cose del genere. Quello a livello di lore potrebbe essere una bella cosa, una cosa interessante, anche per spingerci un po' come giocatori alla caccia al Targoid. E quindi sì, poi per appunto la generazione anche dei pianeti, anche Evocron Mercenary, altro giocone con questa cosa, è un po' complesso, quindi capisco Frontier che non abbia ancora inserito questa cosa all'interno del gioco. Poi, tornando in chat, l'aggiunta delle portaerei e la possibilità di muoversi a piedi nelle stazioni è una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro. Io sinceramente lo trovo una cosa che potrebbe essere interessante, però forse un po' controproducente. Secondo me la cosa bella di Elite è proprio questa, l'assenza della possibilità di muoversi a piedi negli spazioporti. Non capitemi male, questo forza e obbliga gli sviluppatori a far tutto da interfaccia grafica e ci risparmia un fracasso di tempo per poter girare da di qua a di là, come succede poi in Star Citizen. E giustamente Capitano End lo cita in questo momento. Altra domandona. Comunque facciamo una cosa alla volta. Star Citizen, ragazzi, sappiate che è un gioco ancora in alfa. L'ho preso, però attualmente non ci posso giocare perché il mio PC non regge le gargantuesche richieste grafiche di quel gioco.
dai video che ho visto, mi sto un attimo informando anche perché volevo trattarlo appunto anche in canale. È un gioco che ha i suoi pro e i suoi contro, ha delle cose belle e ha delle cose brutte. Di certo l'avionica che troviamo in Elite sarà difficilissima da trovare in altri titoli, perché Elite, se è una cosa molto bella, che è una cosa che mi piace tantissimo, è proprio l'avionica, e quindi come si controllano le navi, come si gestisce il volo e tutto il resto. E purtroppo d'altro canto la Frontier non ci dà la possibilità di sfruttare questa bellissima avionica per potercene svolazzare in mezzo a asteroidi e rottami, pianeti, basi e quant'altro. L'universo è abbastanza vuoto e tutta la bellezza dell'avionica di Elite secondo me si perde un po'. Dove possiamo divertirci appunto nell'eseguire le manovre estreme di attracco o cose così, quindi anche l'inserimento di eventuali portaerei o quindi delle space, delle megaship all'interno del quale poter attraccare eccetera eccetera potrebbe essere una cosa bella. La ragione per cui non possiamo attraccare sulla Luna, sinceramente, come mi domandate in chat, non la so. Ho fatto il mio giro di Sol e avevo fatto anche un video all'epoca del sistema solare in 2 parti dove una megaship mi aveva schioppato. Attenzione, piano, ferma tutto. Mi stavo dimenticando di una cosa importantissima mentre che chiacchieravo, un errore proprio da Nabbo, da Nubbo o da Nubbo, quello che sia, e di non fare la request docking prima di attraccare. Già sono ostile, cioè così me ne sarei andata proprio a cercare. Tornando al discorso Luna, è una gran domanda. Io ci sono stato in un svolazzamento mio precedente, e un attimo che cerco il pad numero 20, dove me l'hanno messo, eccolo qua, me l'hanno schiaffato proprio sotto i piedi, giù il carrello e andiamo ad atterrare. E sulla Luna non so perché non si possa attraccare, sinceramente, si vede che la NASA ha qualcosa da nascondere, no dai, sto scherzando, non infiliamoci in osceni discorsi complottisti, però effettivamente in Elite sulla Luna non si può attraccare. Mi sono fatto un giretto anche per guardare il Dark Side of the Moon a suo tempo, e sì, lo si vede solo da fuori, non ci si può avvicinare. Il perché non lo so, forse predisporranno qualcosa per il futuro a livello di storia, lore o quello che sia. Allo status attuale non lo so, perché ci andai a visitare Sol tanto tempo fa, non so allo status attuale, però se mi confermate che non si può attraccare ancora sulla Luna, probabilmente, anzi quasi sicuramente, mettiamola così, diciamo le cose come stanno, non è così. Allora, nel frattempo, come vedete, chiacchiera che ti chiacchiera, siamo ritornati alla base. Siamo ancora nemici di questo starport, però non importa, ci fanno usare tutto lo stesso, allora a noi non ci importa, quindi usiamo tutto quello che ci serve. Adesso rulletto di tamburi, technology broker, Capitano End, sì, ne parlavamo giusto prima, spero di sì, ma ho le mie riserve a riguardo. Magari saranno un po' più contenti gli esploratori, saranno un po' meno contenti gli utenti come me, che devono invece trovare velocemente le informazioni dei pianeti quando entrano nei vari sistemi. Comunque staremo a vedere, staremo a vedere quando entrerà in funzione questa cosa. Allo status attuale a me sinceramente non è piaciuto più di tanto quello che hanno mostrato, ma per motivi miei. Comunque magari ne parleremo ovviamente dopo nel video, nello stream dedicato alle beta e quindi alle cose nuove che implementeranno nel prossimo upgrade. Ok, allora, scusatemi un attimo, devo fare un attimo velocemente un'apertura di una finestra qui in fianco perché mi sono perso un paio di dati e volevo tenermeli sotto mano. Eccoci qua, perfetto. Ottimo, ho già fatto tutto, eccomi qui, rientro e a questo punto, tranquillo capitano, non ti preoccupare, sì, ogni tanto appunto faccio un po' il punto della situazione. Nel frattempo, ciao Frank14Game, benvenuto nello stream. Allo status attuale abbiamo già recuperato tutto quello che ci serviva per sbloccare il Guardian FSD Booster, finalmente lo sblocco pure io questo modulo. Quindi un Guardian Module Blueprint Segment, 21 Guardian Power Cell, 21 Guardian Technology Component, 24 Focus Crystal, 8 HN Shock Mount, la lista degli ingredienti, eccola qui, e Clean Goods Only, ovviamente non potete rubarli.
Comunque, Guardian FSD Booster, andiamo a sbloccarlo, unlock this item, come vedete, ne abbiamo un bel po' di materiali Guardian, e unlock this item, dai. Papam, perfetto. Guardian FSD Booster Unlocked, finalmente, yuhu, ci siamo. Professor, tiri fuori un argomento di dibattito che sta infuriando un po' in generale per tutti gli appassionati di astronomia e di spazio. Come darti torto? Effettivamente sì. Sì, perché insomma dai, ci sono un sacco di discorsi che ruotano intorno al primo lancio sulla Luna, all'ultimo lancio sulla Luna, alle varie missioni spaziali successive, però io sinceramente non mi sento di entrare in argomento. È meglio che rimaniamo un po' più focalizzati sul gioco, perché i discorsi sono lunghi, complessi e non mi piacciono più di tanto. Comunque, andiamo in qui invece adesso, ovviamente, visto che l'abbiamo appena sbloccato, a fare cosa? Andiamo a cambiare il nostro 5A FSD Drive, il nostro bello Frame Shift Drive, che avevamo fatto una bella modification, come potete vedere, guadagnato un po' di massa, perso integrità, aumentato il power draw, ottimizzato la massa al 60.5%, quindi un buon upgrade. Più gli ho messo il mass manager e mi dava un po' quella spintarella in più. Spintarella in più che andiamo a vedere un attimo, scusate, in questo momento. Functions, come vedete, allo status attuale abbiamo 51.10 light years massimo e un 43.52 effettivamente utilizzabili. Ok, andiamo a vedere quindi cosa ci dà in più il modulo Guardian. No, scusate, sto sbagliando tutto. Technology Broker l'ho già visitato. Starport Services, dai. Outfitting e via, andiamo avanti. Quindi Core Internal, Frame Shift Drive, Browse Shop. Allora, vediamo dove sta il modulo Guardian. Dove sta il modulo Guardian? Dove sta il modulo Guardian? Perché abbiamo l'Hybrid Power Distributor. Il Power Plant. Transfer Option. Store. No. Transfer. Eccolo qua, Guardian Hybrid Power Plant. 5A, 5A. Me lo ritrasferisco sulla nave giusto per... Eccolo qua, perché sappiate che la combo Power Plant, Power Distributor vi dà un ulteriore 4% di... E quindi questo è quanto. Purtroppo però non vedo... Ah, che pollo. Browse Shop. Per class rating... Frame Shift Drive, 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 Frame Shift... E l'FSD Boost? Scusate un attimo, Browse Shop, Guardian Hybrid, eccolo qua, Guardian Hybrid, quindi in teoria dovrebbe essere anche qua il Frame Shift Drive Guardian, ma non lo vedo, non c'è. Bene. Allora. Cosa fare in questi casi? Quando ci perdiamo e non sappiamo più dove sbattere la testa, ovviamente si ritorna punto e a capo e si ritorna ovviamente qui. Quindi cosa facciamo? Andiamo a trovare Station Cell Module. Quindi mettiamo un bel Guardian. No? Frame Shift Drive. Frame Shift Wave Scanner. E DDB.io non ci è di aiuto. Vediamo, Power, include planetary, sell commodities, no.
e di DB.io non ci sta dicendo niente in questo momento. Allora, vediamo, il professor ci suggerisce di andare in optional internal. Andiamo a vedere. Core internal, no. Optional internal. Fuel scoop, cargo rack. Ma dici che è qui? Brow shop, vediamo. Non vedo nulla di ciò. Nulla di ciò. No, 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 no. Non lo vedo tra gli option. Dovrebbe essere venduto. Scusate, dovrebbe essere venduto qua, ma forse questo starport non ce l'ha e quindi devo andare a cercarmelo da qualche altra parte. Quindi, come dicevo prima, torniamo sul nostro amico Google. Il nostro amico Google ci darà una mano. FSD Boost Where to Buy. Salutiamo nel frattempo Rei Ayanami che ci dà il suo supporto. Where you can buy Guardian Frame Shift Drive Booster. Vediamo il primo che ci dà. Jameson Memorial Sinatra destra, don't find same station as the tech broker. Look under outfitting, it has its own category. Vabbè, allora qui ci dicono questa cosa, andiamo a vedere. Allora, come mi domandate del nuovo trailer, ne parlavamo giusto un attimo prima, un po' di cose belle, un po' di cose brutte. Sinceramente non lo so. Sinceramente FG non c'è proprio. FSD Housing, vediamo un attimo. Plus Class Rating, High to Low, dovrebbe essere qui Guardian Frame Shift Drive. Invece non trovo proprio niente. Vediamo qua. Modification. Queste sono le modifiche che ho fatto. Ah, scusate, i thruster back. Mamma mia, quel tastino Remove Modification lì vicino. Infatti il Jameson Memorial. Sì, però. Ah sì, schermone. Scusate, avete ragione. Perdonatemi, pensavo di aver cambiato la scena, invece non l'ha fatto. Eccola qui. Chiedo scusa, eccomi qua. Il Jameson Memorial è in un sistema a Sinrata destra. Vediamo un attimo se lo troviamo. Sinrata destra. Ok, proprio scritto Shinrarta destra. Allora, guardate, me lo appunto qui un attimo, così me lo vedo. Allora, non vorrei dover ottenere il permit per quel sistema, perché non mi ricordo se ho il permit per quel sistema. Dove cavolo li avevano messi i permit? Non me lo ricordo più, vabbè. Andiamo a vedere nella Galaxy Map che facciamo prima. Dai, facciamo le operazioni di base e vediamo. Allora, Shin Rarta de Zra. Come potete vedere anche qui, beh dai, non è distantissimo. Route unavailable. È sempre dentro Edmund Mahon che ci è nemico. Invece ci posso andare? Bene. Scusate un attimo. Allora, File Groups Inventory, Cabin Synthesis Function, Status. Ma forse era qui. Transaction. No. Piano le cose. Da Li Yong Rui ti fanno anche il 15%, però, attenzione, che Li Yong fa il 15%, se non mi ricordo male, fa il 15% di sconto a tutti, quindi ricordatevelo perché è una cosa comoda. Galnet Today, Holomi Engineers, Galactic Powers, ma eccolo qua, no, è qua da qualche parte. Permits, eccolo qua.
Sirius, Aliot, Vega, Beta, Sidri, Achenar System, Sirius Permit, Aliot System, Sirius Permit. Boh, vabbè, non importa. Allora, dicevamo, al Jameson Memorial dovremmo trovarlo, 3 jump all'arrivo, andiamo, siamo sempre nei sistemi che ci sono ostili, ma non ci importa, tanto ci basta scappare da chi ci vuole fare la pelle. Allora, eccoci qua, scusate un attimo per questo piccolo svarione, vorrei riuscire a sbloccare questo maledetto FSD, visto che sono mesi che ci sto dietro, ancora da quando servivano 4 moduli blueprint segment per lo sblocco dei moduli Guardian, quindi ancora dalla primissima versione dei moduli Guardian. Comunque, eccoci qua, in direzione LHS. I motori Dirty Drive sono belli difficili da allineare quando ci date di boost, quindi ecco lì un po' le manovrine che ho fatto un po' prima, ed eccoci qua. Allora, visto che siamo in viaggio, torniamo un po' a parlare del nuovo trailer e degli nuovi upgrade di Elite. Allora, upgrade visuali mi sono piaciuti molto, sono sincero, gli upgrade visuali molto belli, colori più vividi, pianeti più visibili, hanno inserito la night vision quando siamo sui pianeti, e spero che la schiariranno un pochettino perché risulta ancora un po' troppo scura, però interessante, perché quando è buio, se no, non si vede proprio mai una cippa di niente. Mi sono schiantato più e più volte sulle superfici dei pianeti proprio perché non riuscivo a visivamente a farmi un'idea, avere un'idea della distanza e dell'avvicinamento planetario. Grandi modifiche a tutta la parte dei pannelli, delle function, dell'inventario, nuove icone, nuove cose molto belle che ci danno la possibilità di avere le informazioni che ci servono un po' più velocemente. Della parte invece dell'esplorazione, come dicevo prima, resto abbastanza interdetto, quindi finché non riusciremo a provarlo, a vederlo nelle beta, non voglio esprimermi oltre. Quindi nuovo trailer molto bello, quindi alcuni contenuti mi sono piaciuti molto, cos'altro dire, provateli, entrate in gioco appena uscirà la beta e provateli se avete il pass. Io all'epoca pagai i soldi che mi chiese Frontier per avere il pass, il lifetime pass per le beta, e vediamo se funziona ancora. Perché perché sappiate che per provare le beta Frontier chiede un obolo, e quindi bisogna un po' stargli dietro e dargli i soldini che chiedono. Nel frattempo Shinrarta ad Ezra non sta dando nessun problema, quindi andiamo al nostro Jameson Memorial. In questo sistema non dovremo avere problemi, non posso jumparci per permit o cose del genere, quindi meglio di tutto andiamo al Jameson Memorial, tanto siamo qui vicini, come avete visto 3 jump e ci siamo arrivati subiterrimo, quindi evviva. Ok, dai, bene. Ok, scansioniamo velocemente il sistema, lo faccio sempre per prassi. Andiamo a vedere il Jameson Memorial, speriamo che non sia troppo distante. No, anzi vicinissimo, che bello. Io non c'ero mai stato qui dentro, quindi eccolo qua. Guardate che bello il Jameson Memorial, eccolo lì, che c'è lì ad aspettarci. Tra l'altro in questo sistema non siamo nemmeno ostili, meglio così. Ce la giochiamo un po' più tranquillamente. Piazziamo i motori circa a metà potenza. Devo ancora bindare il tasto per il 75% di potenza per gli avvicinamenti ai sistemi, proprio per evitare il loop of shame e lasciare appunto la nave andarsene con la velocità migliore possibile per l'avvicinamento agli spazioporti, pianeti o quant'altro, e quindi niente, intanto andiamo avanti. 47 minuti di stream all'attivo, quindi dai, non male, ce la stiamo divertendo bene e andiamo appunto a completare questa cosa. Appena sbloccherò l'FSD Boost vedremo un attimo le sue effettive potenzialità, le sue capacità. Nel frattempo altro non ci resta da fare che le solite e ormai collaudate manovre di avvicinamento. Io scansiono quasi sempre tutte le navi che incrocio, perché si sa mai che mi venga fuori qualche dato da mettere in saccoccia, e la cosa insomma mi evita un po' il grinding di dati quando mi dovessero servire.
non sempre ci danno i dati. Nelle prime versioni invece era un po', eccolo qua, Untypical Shield Scans, come vedete, e è un po' parco di dati ultimamente Elite. E quando avevamo tutti i limiti di spazio in inventario, invece le scansioni davano un sacco di dati, erano molto più frequenti. Adesso invece è un po' più difficile, che il drop rate è stato un po' abbassato dei dati delle navi. Comunque vabbè, non importa, svolazziamo e recuperiamo tutto quello che possiamo in giro ogni volta che possiamo. Come vedete avevo sempre anche il wake scanner, eccetera eccetera eccetera. Ok, dovremmo fare, Professor Gaming ci conferma che dovremmo fare circa 10 light years in più col nuovo FSD boost. E insomma, non è male, ci piace. Ci piace, anche se devo essere sincero, mi sarei aspettato, come lo dico sempre, che le navi large avessero qualcosina in più. Comunque vabbè, non entro in merito, adesso andiamo a fare il nostro bel dock al Jameson Memorial. Qui non siamo ostili, non c'è nessuno che ci vuole fare la pellaccia, possiamo anche divertirci un po' di più con i booster e cercare di fare qualche manovra un po' più esagerata. Come vedete, appena li attaccate gli ship scan partono praticamente in automatico, non stiamo contrabbandando niente, siamo very clean, quindi molto puliti, e altro non ci resta che entrare e parcheggiare al pad 11. Eccoci qua, pack. Eccoci qua. Tra l'altro mi pare che non abbiano neanche completato la scansione, siamo stati più veloci ad attraccare noi che non il security service a scansionarci. Ecco qui. E poi qua ci sarebbe tutto il discorso che abbiamo fatto in precedenza riguardo al contrabbando e tutto quello che ci viene dietro. Grazie capitano. Sì dai, io faccio del mio meglio, cerco di rendere insomma un po' piacevole la visualizzazione insomma un po' di queste live. Sono contento che vi piacciono, qualsiasi commento, anche se delle cose che non vi piacciono, ditemelo pure, e anche le critiche sono bene accette, anzi mi aiutano a migliorare sempre i contenuti, quindi non preoccupatevi, se c'è qualcosa che non vi piace ditemelo pure molto tranquillamente, io sono qui sempre a disposizione. Le critiche costruttive penso siano per noi youtuber e siano veramente strautili, quindi ecco qui, piccolo appunto. Sì dai, sullo Smart TV dai, dovrebbe vedere anche abbastanza bene un po' tutto quello che andiamo a fare in game. Comunque eccoci qua, finalmente arrivati al Jameson Memorial, pronti per andare a prendere finalmente il nostro amicissimo FSD Boost Guardian. Andiamo nell'outfitting e vediamo se ce l'hanno, perché no, le utility no, ho sbagliato. Core internal, 5A frame shift drive, browse shop, e vediamo se ce lo danno qui da qualche parte. Frame shift drive 5A 5B, però non lo vedo neanche qui, non lo vedo neanche qui, scusate. Allora andiamo, vado a vedere per i Guardian altri moduli, perché li ho già sbloccati. Eccoli qua, vedete, Guardian Hybrid Power Plant. Scusate, ma Jameson Memorial, che ho sbagliato Starport. Sarebbe veramente divertente. Ok, Core Internal 5A FSD Drive, Browse Shop, Frame Shift Drive 5A. Ma dai, nelle optional internal, perché? È un modulo optional, ecco come l'hanno rifatto. Scusate, avete assolutamente ragione. Guardian Frame Shift Drive Booster. Quindi, hai ragionissimo ragazzi, scusate un po' questa mia defiance a riguardo. Pensavo che fosse un modulo invece da montare direttamente lì, no, invece, pazzesco, devo buttare via un altro
spazio all'interno del mio coso, ok, per cosa? Per poter potenziare questo. Ma dai, no, non mi piace assolutamente questa cosa. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. A questo punto avrebbero fatto, secondo me, meglio a renderlo un'ingegnerizzazione tipo da Ramtau o qualcosa del genere. Quindi Guardian, Power, FSD, Ingegnerization, sti cazzi e farlo lì, no? Cioè, scusate, a sto punto mi tocca buttare via un 6A Fuel Scoop per prendere... Ah no, scusate, un 5, modulo solo 5, eccolo qua, 10.50 light year di Jump Range Increase. La versione 6 non c'è neanche. Allora, questa cosa forse mi dà la possibilità, ci darà la possibilità di vedere altri booster più avanti, può essere, non lo so. Comunque costa la bellezza di 5.688.921 cucuzze e altro da fare non ci resta che praticamente, attenzione, 4 back, perché? Commodities Market, ricordiamoci che ho 40 e passa, eccoli qua, diventati ormai 37 HN Shock Mount, ci facciamo anche un piccolo profitto vendendole qua, beh dai, sempre meglio di niente, ok, non... Ecco qui, ah ok, quindi mi confermate che sono anche cumulabili gli effetti degli FSD Booster, ah. Ok, sì dai, può starci, per una nave con tanti moduli può essere una cosa utile, soprattutto magari attrezzando un'anaconda per esplorazione, un'anaconda fighter, forse sì, può essere utile. Non lo so. Comunque dai, guadagniamo anche 6.000 cucuzze vendendo un po' di roba inutile che non ci serve e andiamo all'outfitting a fare invece quello che dobbiamo fare. Quindi... Optional internal, cargo rack di grado 5, lo storiamo, quindi lo mettiamo in storage. Qui andiamo finalmente a comprare il nostro FSD Booster Guardian, eccoli qua come vedete, di tutti i gradi, 4H, 5H da 5.680.000 eccetera eccetera cucuzze, buying option, buy a 5.700.000 cosi. Eccolo qua. Ed eccolo finalmente il nostro nuovo Guardian Module che abbiamo sudato così tanto. A questo punto il nostro jump range aumenta di circa 10 light years e andando a vedere nei dati effettivi della nave... Ah, non è cumulabile? Oh, no, e allora è brutto. Grazie professor per la tua conferma, non è cumulabile, rettifico subito la boiata che ho detto 2 secondi fa, mi confermano che non è cumulabile. Comunque, a questo punto il nostro Asp Explorer Powato va al bellissima jump range di 57.57 light years utilizzabili e 61.20 massimi, con un FSD boost di grado 5H. Speriamo nel futuro di vedere dei 5B, 5C, 5A, magari di avere qualche classe un po' più superiore per quanto riguarda i jump, gli FSD booster. Una cosa che vado a vedere un attimo adesso, che cos'è? Quanti jump... sì, dovrei farlo, però il power plant hybrid e quello mi pesa un pochettino sulle spalle. Allora, andiamo a vedere quanti jump mi servirebbero per tornare nelle zone Guardian, per esempio quella di Sinuf, NE, NL, eccetera, eccetera. Dai, prima l'avevamo fatto tipo in 18-20 jump. Sì, effettivamente ho 2 miliardi e passa in saccoccia, quindi non è un problema spendere 5 milioni, ma provo a immaginare un giocatore ex novo che deve cominciare a scontrarsi con questi prezzi, sono parecchi. Eccoci qua, 15 jump per Sinuf, abbiamo risparmiato una cosa tipo 4-5 jump per arrivare a quelle distanze, il che non è male. E ciao Andrea, ciao, buonanotte, sì dai, alla prossima, ti saluto già, anche perché 58 minuti di stream e siamo più o meno all'interno dell'ora che dedichiamo di stream su Elite, quindi tra un po' vado a chiudere pure io la live di Elite che stiamo affrontando in questo momento. Quindi
tirando le somme, allora, oggi abbiamo visto come sbloccare l'FSD Booster, come comprarlo, come equipaggiarlo, con tutti gli errori anche fatti da me, perché effettivamente è un booster, quindi non va a sostituirsi al modulo principale, va semplicemente ad aggiungersi al modulo principale. Non è un modulo cumulabile, quindi possiamo averne solo uno, come ci conferma Professor Gaming, e quindi solo uno e basta. Perfetto. Ok, altro da dire molto non ce n'è, quindi abbiamo visto questa cosa, parlato un po' della prossima beta in prossimo rilascio e anticipazioni, quindi come al solito un po' di anticipazioni. Adesso la miniserie relativa al ritorno ai Guardian è completata, questo è l'ultimo episodio della miniserie dedicata ai Guardian. Nelle prossime giornate vedremo se usciranno le beta. Vedrò di poter fare uno stream relativo alle beta dell'ultimo capitolo, della Last Chapter of Beyond, giusto per dirlo in Aswanagana style, e quindi questo. Se così non dovesse essere, quindi se non avrò gli accessi alle beta o se le beta non saranno streamabili, perché poi bisogna vedere anche se Frontier ci consentirà di fare questa cosa, di solito non hanno mai creato problemi, per il momento non lo so, per il momento allo status attuale non ne ho idea, quindi lo vedremo più avanti. Comunque se potrò fare le stream delle beta faremo gli stream delle beta, se no mi dedicherò un po' di più al power play. Perché andiamo velocemente a vedere il nostro status attuale. Nel power play sono pleggiato con Aisling Duval, come dicevamo prima, e siamo pleggiati con Aisling Duval da ben 5 settimane, 6 settimane addirittura, passato pensate quanto tempo. Quindi se pensate di fare le robe Guardian e volete anche fare il power play, fatelo subito, che così vi risparmiate appunto le 3 settimane morte inutili di pledge, che non servono a niente, perché sappiamo tutti che il power play inizia fondamentalmente dalla terza settimana in poi, quindi quando iniziate la quarta settimana di pledge, lì effettivamente si inizia a fare il power play. Quindi noi siamo con Aisling da 6 settimane, tra un po' andremo a cercare l'unlock dei 750 meriti per i Prismatic Shield Generator, magari li comprerò per l'Anaconda, vedremo se... perché insomma sull'Asp Explorer mi sa che sono un po' sprecati, quindi li compreremo eventualmente per l'Anaconda. Comunque ci penseremo un attimo dopo. Quindi questo per quanto riguarda un attimo le anticipazioni, quindi o beta o power play, un attimo lo vedremo nelle prossime puntate. E quindi la puntata conclusiva anche dei Tech Broker, della miniserie Ritorno ai Guardian, è stata fatta, quindi questa miniserie va a concludersi con questo episodio. Ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato a questa live e alle precedenti, grazie a tutti per supportarmi in canale, vi ringrazio davvero tantissimo e... altro da dire oggi non ne abbiamo. Ci rivediamo al prossimo stream, che sarà domani sera, molto probabilmente dedicato a Subnautica, altra miniserie che voglio arrivare a concludere velocemente, perché ho sinceramente un paio di deuzze un po' così da piazzare lì, e pensavo di magari dedicarmi un po' a Deus Ex Mankind Divided o qualcosa del genere. Se avete suggerimenti o magari qualche giochino che volete vedere, una delle mie idee era di dedicare qualche stream ai giochi free to play su Steam. Un'ideuzza che mi era venuta così, ma nel caso vedremo appena terminiamo l'ultimo stream dedicato a Subnautica. Quindi qui andiamo veramente a chiudere tutto. Ragazzi, grazie davvero per seguirmi in canale. Virus101 vi saluta tutti e un buon transmission out e buonanotte a tutti, anche a me.